si comincia sabato 25 aprile, sì, quindi sabato, domenica, lunedì e martedì, dovremmo riuscire a testare, tutte i non dico tutti i cittadini Vo, essendo su base volontaria, ma io pregherei tutti i cittadini di fare questo ultimo sforzo per dare una mano. Io lancio l'appello e lo lancio in questo momento ai cittadini di Vo. Ebbene, noi siamo stati molto fortunati perché attraverso i primi 2 nei primi 2 screening siamo riusciti diciamo a contenere e a evitare che questo virus si propagasse nei paesi vicini. Quindi, sotto questo profilo dobbiamo ringraziare la Regione Veneto e tutte le persone che hanno contribuito per realizzare questo screening. Quindi, potremmo ringraziarli ancora una volta se adesso facciamo questo ulteriore test che ci permetterà innanzitutto di sapere la nostra situazione a livello, anticorpale, che è un dato molto importante, e contribuire contemporaneamente alla comunità scientifica, dare un contributo alla comunità scientifica per, approfondire gli studi su questo virus di cui, continuo a ripetere, sappiamo ancora molto poco.